Continua a essere riproposta la vicenda che riguarda il comune di Agrigento attraverso un question time dei consiglieri comunali Firetto e Margherita Bruccoleri circa la conoscenza del costo complessivo delle manifestazioni relative al Natale e al Capodanno 2022 nella nostra città. Dettagliato per voci di costi, si chiede altresì di conoscere le relative fonti di finanziamento, l'elenco dei fornitori e dei prestatori. Infine, due consiglieri comunali chiedono al sindaco di relazionare e riferire al consiglio comunale sul punto, ma la risposta dei due consiglieri comunali non è affatto piaciuta, considerata poco esaustiva. Pertanto, Firetto e Bruccoleri hanno riproposto per la prossima seduta, come già fatto anche nella precedente del 5 febbraio, la domanda nella speranza che l'amministrazione attiva possa questa volta dare risposte concrete al consiglio comunale, alla città, considerando, come afferma l'ex sindaco, parliamo di soldi pubblici dei contribuenti e vanno spesi, afferma Firetto, con le regole dovute previste dalla legge. Parliamo di circa 670.000 euro di incassi e spesi per le feste natalizie e concerto di Capodanno. Prossimamente i due consiglieri si riserveranno anche di conoscere le spese relative alla recente festa del mandorlo in fiore, proponendo un'ulteriore interrogazione al Consiglio Comunale e al Presidente. Complessivamente si è speso per Natale e Capodanno ad Agrigento, facendo conto, diceva l'interrogazione, facendo anche riferimento alle varie fonti di finanziamento. Quindi apprendiamo che ci sono 347.000 del comune, però anche per rispondere, Assessore, dovete avere la necessità, secondo me, prima ancora voi che il Consiglio Comunale, di rispondere a delle associazioni, ho visto degli articoli di stampa, che sostengono che tra finanziamenti della Regione, finanziamenti dello Stato, che pure sono soldi dei contribuenti, attenzione, non è che me l'ha mandato l'assessore amico e finì, sono soldi pubblici quelli e quando vanno spesi con le regole pubbliche. Siccome questa associazione è nella città, è invalsa l'opinione secondo cui, non come si diceva in corso del question time a cui lei ha partecipato e poi si è riservato di fare gli approfondimenti del caso, non 500.000 euro, che già a noi onestamente sembrava un'enormità, non 5,50, che era ancora più dell'enormità, non 600, che sarebbe una cosa diciamo inimmaginabile, ma addirittura questa associazione parla di spese tra Natale e Capodanno di 670.000 euro. Voi avete la voglia di rispondere pubblicamente e raccontare che questa è una bugia eventualmente, di modo che la gente sa? Dalla frazione di Giardina Gallotti hanno la necessità di saperlo, da Villa Seta lo hanno, da Via Dante, tutti i cittadini agrigentini hanno l'esigenza di saperlo. Quando poi diciamo trasferiamo alla fondazione 100.000 euro e lei dice una cosa gravissima, non c'è stata nessuna evidenza pubblica. Anche questa è una cosa molto grave, che testimonia il dubbio che noi avevamo avuto nella interrogazione. E su questo punto, per una carità di patria, la chiudo immediatamente qui perché faccio il lavoro, diciamo, mi occupo di vicende consiliari, non di altro. Ma l'esigenza di sapere è assoluta, per cui oggi, per esempio, io cosa mi sarei aspettato, Giulio? Lo dico a te che ti voglio bene. Che vista come è andata il question time la volta scorsa, il vertice dell'amministrazione comunale si presentava qui, carte alla mano, e spiegava le cose come stavano. Che anziché blandire, facciamo una conferenza stampa per il mandorlo in fiore, sul quale poi ci arriveremo in qualche altra interrogazione, veniva, chiamava la stampa e dava conto e ragione. Invece c'è il question time e ancora una volta a questo punto dobbiamo chiedere che venga rimesso al prossimo question time perché la città ancora una volta ha necessità di comprendere come sono andate